Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 96. Finalmente, nell'episodio precedente, siamo riusciti a recuperare le nostre armi. Comunque sì, ho i capelli rossi, però non sono permanenti, sono per un po'. C'è un paio di shampoo e vanno via. Insomma, dobbiamo andare nel tempio di... Aia, porca, aia, madonna, porca puttana. È morto da un casuario. Vabbè, ma one shottano. Porca puttana. Comunque dobbiamo andare al tempio di Citra, ragazzuoli. Quindi, aia, guarda che stai passando sopra i fratelli Rakyat, che poi tanto vi appendete alle tradizioni, alla cultura, alla fratellanza. C'è un'intelligenza artificiale veramente. Comunque dobbiamo ritornare al tempio di Citra e comunicare. Sì, hai le palle ma non hai la patente però. Guarda, ehi, vaffanculo. Ehi, siete fuori, non rompetevi i coglioni. Anzi, sai che vi dico? Facciamo un viaggio rapido, prendetevi la macchina. Ok, siamo al tempio di Citra e adesso parliamo con lei e diciamogli un po' tutto quello che è successo. Vediamo cosa succederà. Ci stiamo avvicinando verso la parte finale del gioco. Comunque una volta che andremo nella zona di Hoyt più o meno è fatta. Più o meno, vi levate dal cazzo. Due coglioni, questi li odio. Che poi li freddo tutti prima o poi. Dove si passa? Da qui. Citra, buongiorno. Lasciateci. Il guerriero ritorna dalla terra dei morti. Ho portato un souvenir. Mi sa che a sto giro me la dà. Mi posso sbagliare. È il momento. Bevi. Questo è un veleno per i deboli. Solo i più forti sopravvivono. Che non ci ho pensato due volte. Segui la via. Niente. Abbiamo preso un veleno della vita. Oddio, dove cazzo sono? Ah, forse mi ricordo questa scena. Qua è dove affrontiamo... Adesso lo vedrete. Questa è una boss fight. Ed eccolo lì. Il tuo istinto ha percorso la loro linea in precedenza. Ma io sento il fuoco che... Ma cosa senti il fuoco? Eccolo lì. Cazzo è quell'affare? Il demone di cui parlava la cultura, no? La cultura Rakyat. Cagare. No, sto bruciando. Ma porca puttana. Devo un pochino abbassare però i volumi, raga. Ho abbassato un po' perché non sento un cazzo. Sia io e penso anche in video. Speriamo di no. Oddio, non vedo un cazzo. Cos'è? Bello comunque l'arco con le frecce esplosive che ci dà. Oddio, sono dei mini lui. Mini demoni che ci attaccano malissimo. Mamma mia, le frecce esplosive. Non abbiamo paura. Comunque è fatto malissimo, raga, l'audio in questa parte del... Cioè i dialoghi in questa parte del gioco. Io non sento un cazzo di quello che dice Citra. Magari voi potete anche leggere i sottotitoli. Io non so come cazzo fare. Proprio fatto male qui. E di nuovo che si alza. Cagare, sparo in fa... Oh, ma è diverso. Gli ho rotto la maschera, tipo, questa è la sua faccia. Oddio. Ah, posso sparare queste palle incredibili. Mamma mia, con quanta mira, raga. Guardalo lì. Mamma mia, raga. Stiamo spaccando la faccia. Cagare. Sono forte io, Citra. Sono nato forte. Oddio. Mamma mia. Curati, 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 curati. Non posso morire adesso. Ma l'ho fatto in teoria. Il guerriero ha
Tagliò di netto la testa del gigante. Attenzione. Tieni spazio. Ah! Attenzione. Ce l'abbiamo fatta. Oh, ma che cazzo. Spero non sia bannabile. Comunque ce la siamo fatta alla fine. Ci sta. Dai, Citra, che stai facendo diventare duro il pugnale. Mi ha tatuato ancora. Tu sei un guerriero. Vivi per la lotta. Ogni uomo che combatti muore e si merita di esalare l'ultimo respiro. Tu hai il Tatao. Senti la giungla intorno a te. Tu sei un Rakyat. E in tutto questo Lisa è diventata un cervo. Dall'altra parte dell'isola, Vaas e i suoi pirati imprigionano i corpi elementi dei Rakyat. Le nostre armi non taceranno finché Vaas non cadrà ai nostri piedi. Siamo i guerrieri dei Rakyat e io vi condurrò alla gloria! Mamma mia, da un semplice studente universitario di Los Angeles è diventato il capo della tribù dei Bunga Bunga. Attenzione. Guardalo lì. Dove cazzo siamo? Raggiungi l'isola di Vaas. Ah, direttamente così. Bene. Vendetta. Intanto tanta roba per la missione, ma non per il demone o per tutto quello che è successo, ma per le tette di Citra. Complimenti ai produttori. Dopo detto questo, tuffo della vita. E oltre ad aver sbloccato nuove 13 abilità, possiamo dirigerci verso l'isola di Vaas. In teoria un cazzo. Pensavo di andare da quell'altro lato. Vabbè. Siamo qui e c'è gente. Noi andiamo al solito di arco. Siamo armati. Siamo pronti. Posso usare la fotocamera in acqua? Non si può usare un cazzo. E non vedo l'ora di giocare il 4. Che voglio riprendermeli tutti anche per avere... Oh. Anche per avere modo di vedere i miglioramenti, no? Che ha avuto Far Cry nel tempo. E tu devi morire male. Guardalo lì, pugnalata al cuore. Ok, qua stanno buttando i cadaveri. Guarda, povera gente. Uccisa senza un motivo preciso. 2 persone qua stanno derubando. A cagare. Non ti preoccupare, Geremilda. Tranquilla, ci penso io. Geremilda, non piace. Vabbè, vai a cagare adesso. Vai, c'è un cane. Oh, ma quante volte lo ripeti? Sto uccidendo tra poco. Oh. Ehi, vai a cagare. Attenzione, nonostante da un po' che non lo faccio, la precisione sembra aumentata. 2 cani lì. Dobbiamo cercare di mantenerci alti. Fare la missione con calma. Allora, possiamo attirare questo qui. Se si attira da quella direzione. Spero di sì. Perché si è girato, se no. Ci sta andando? Vai lì, porca madonna. Ok. Adesso il problema potrebbero essere i cani. Anche se i cani non possono allarmare la gente. Quindi se eliminiamo lui, gran parte del problema è risolto. I cani possono fare il cazzo che vogliono, ma sono sempre cani. Fuori uno e fuori 2. Mi dispiace per i cagnolini, ma la carne di cane è una carne pregiata. Ok, prendiamoci qua carne pelliccia di pitbull. Wow, questo è quindi l'avamposto di Vaas. Ok. Purtroppo su Far Cry 3 non posso modificare singolarmente i volumi. Tipo la musica è troppo alta secondo me. Vorrei un po' abbassarla, ma posso soltanto decidere se metterla o no. Ovviamente la musica dà anche atmosfera alle missioni, quindi non posso toglierla. Ok, dobbiamo salire di qui. Ho l'arco invisibile. Ok. Sorpresa, testa di cazzo. Cazzo è? Non pensavi che stessi aspettando, vero? Sono molto deluso!
No. No, merda. Pieno di roba. Vai, 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 sali, 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 sali. No, che cazzo faccio? Madonna. Sono morto. Sono morto e non mi cambia arma, madonna. Mamma mia, Vas. Come mi sta insultando malissimo. Ok, ok. Ci siamo, vediamo se abbiamo un modo di... no. Quello alla torretta è un problema. Niente, raga, che cazzo. Niente, non riesco. Che cazzo. Ok, abbiamo fatto il più importante. Perdonatemi, io, raga, veramente sto impazzendo. Cioè, la musica di una potenza assurda. Magari non c'è l'atmosfera, però aspettate un attimo. Esagerata, però. Minchia, l'ho preso con l'arco. Ho preso anche quello, io, che mira ho. L'ho preso. Non ho sbagliato un colpo. Ah, questa dubito sia roba legale. Affacciati, sei alle palle, buon uomo. Carica un cazzo, devi venire. Preso. Ce n'è uno qui. Preso. Oddio, ma non sbaglio un colpo, raga, li sto prendendo tutti. Allora, prendiamoci qua che c'è la roba interessante. C'erano i soldi. No, mamma mia se l'ho preso. Occhio, devo ricaricare sto cecchino. Ma guarda questo che mi tira le molotov. Ok, questo penso sia un magazzino che loro utilizzavano. Abbiamo una granatella lì. Non li ho fatti, occhio. Perfetto, fatti due. Occhio. Minchia, mi sa che c'è uno alla torretta. No? Io sta torretta per sicurezza la levo. Perfetto. Approfittiamo dell'esplosione per passare in mezzo ai fumi. Queste sono tattiche che uso anche su Warzone. È pieno di soldi qui, raga. Oh, ma portatevi a me in questo posto. Oh, le munizioni comode. Tigre, liberati. Pushali tutti, tigre. Pushali, non aver paura, tigre. Oddio, non me. Ma porca ma FF. Ma tu guarda. Che due coglioni. No, non libererò mai più una tigre. Volevo farlo per il tuo bene. Dai, stavolta sei più vicino a lui. Poi ce la leviamo dal cazzo, non si sa mai. Ce n'è un altro. Mancato. Mezzo. Ehi. In teoria dovrei averli fatti tutti. Cos'è? Fatto. Fatto. Meno male che ho il cecchino, quello ultra overpower, che non perfora una lamiera. Meno male che ho trovato il kit. Missione Incredibles. Ci saltiamo sopra con l'abbattimento dall'alto. E qua. Oh, Dio mio. Io lutterei un po', raga. Almeno prendiamo dei soldi. Anche se siamo full di portafoglio quasi. Il massimo è 10.000 e noi abbiamo 9.400. È una roba. Sì, non urlare, Jason. Boss, dove sei? Cucù, figlio di puttana. Oh. Cos'è? Minchia, sempre mi fotte. E ora dove stracazzo sono? Sono nell'oblio. Tu, Jason, Un coglione. che tipo di uomo sei? Il modo empirico. Io sono l'ago della bilancia. Ma quelle nuvole di merda, pensavi di aver iniziato sul grilletto. Questa è una scena incredibile. Tu sei forte, potente. Ti stai divertendo con mia sorella? Ah? Vuoi fare di te un guerriero? Come sei ridotto, Jason. Forza, premi il grilletto. Avanti, figlio di Troia. Il grilletto! Spara. Sei me e io sono te. Oh. Oh. Ah, tra questo è un Vector, raga. Questo non è in vendita. È chiaro che ci sono altre armi. Perché non muori? Perdonami.
tutta la mira storta. Guarda, guarda. Aia. Meglio sparare senza mira, guarda. Attenzione. A cagare. Ma è stortissimo, raga. Ma dai, questa è nuova. Il Vector che mira così. Adesso è preciso. Tutti io i bug, è inutile, non... Allora raga, io posso avere difficoltà a fare una missione solo perché l'arma mi mira storta, perché ovviamente facendo così devo sparare mentre loro sono vicini. E sta roba è un po'... Oh, ma ce l'ho alle spalle. Vai, non è possibile, raga, non è possibile. Mamma mia, ce l'ho fatta col mirino storto pure. Attenzione. Sitra, ho vinto. Ho vinto. Che sembrava lo sguardo di Chucky, no? A bambola assassino. Mamma mia, finalmente, raga. Hai lottato con valore, guerriero. Ora alzati e goditi la tua vittoria. Farà di te un vero guerriero. Siamo due scoppiati, Jason. Vass è morto. Ancora che vuole fare delle robe con me. Signorina, si risieda. Penso che abbiamo finito. So che il mio personaggio finalmente è venuto in pace. Cosa stai facendo? Zuppa di erbe velenose? La tribù, le sue radici. Hoyt Volker l'ha attirato con soldi, droga. È diventato un mostro, ma era pur sempre mio fratello. Hoyt pagherà per quel che ha fatto. A te e ai miei fratelli ti porterò la sua testa. E i tuoi amici? Tornano in barca. Io sto qua con te. Mi fa molto piacere. Come ucciderai Hoyt? Una spia di nome Willis mi aiuterà a infiltrarmi sull'isola. Però... i Rakyat sentiranno la tua mancanza. Davvero? Torna da me. Dalla mia gente. Presto. Attenzione. Niente, penso che sia una missione compiuta. Esci dal tempio. Abbiamo ucciso Vass, quindi. Questa cosa fa un pochino riflettere, perché io tipo quando penso a Far Cry 3 penso a Vass. La fine del gioco come è quando uccidi Vass. Hoyt, vedi, è un personaggio che nonostante sia sopra Vass a livello di importanza, comunque è il capo di Vass, quindi Vass è una pedina alla fine come gli altri. Un ufficiale, per carità, uno psicopatico. Però quello all'apice, no? È comunque Hoyt. E il gioco forse non gli hanno secondo me fatto un, diciamo, un bello stile a Hoyt, un carattere così. Lo vedi solo come un uomo d'affari potente, così, ma quello che ha colpito comunque i giocatori è Vass, la sua proprio, il suo essere folle, no? Il suo essere proprio super psicopatico, super cattivo. È questo che piace ai giocatori. Infatti io di Hoyt me ne sono ricordato giocandoci praticamente. Dennis, è embriaco oggi? Jason, te ne vai già via? Dennis, io... Sei impegnato con Sitra?
Non siamo poi così diversi io e te. Io sono stato un immigrato negli Stati Uniti, sai? Lavoravo nell'officina di un meccanico. Attenzione. È ubriachissimo. Si assaggia il polso. Lui mi sfotteva per il mio accento. E il capo voleva pagarmi meno degli altri meccanici, che erano più scarsi di me. Io, che ero cresciuto tra i generali della Liberia, volevano che valessi meno di loro. Ma io so chi sono. Guardami adesso. Citra. Lei mi ha liberato. Lei è con me. Sì, ma Gioia, stai calmo, che intanto... Auguri per la tua sorte, cioè la tua missione. Già, la bottiglia è vuota. Secondo me Dennis è un po' geloso del fatto che ci siamo trombati. Citra. Adesso dobbiamo andare, parla con gli amici liberati. Gli amici liberati tendono i miei compagni, presumo, quindi alla casa del dottore. Cazzarola, vabbè, comunque penso di sì. Signori, noi per questo episodio quindi ci salutiamo, ci vediamo nel prossimo episodio con Far Cry 3, dove andiamo a parlare con i ragazzi e vediamo quale sarà la prossima missione per raggiungere Hoyt. Alla prossima, ciao belle mie.